Alle 7:26 di mercoledì 7 giugno, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, oggi avremo tante storie importanti, i progressi nella lotta ai tumori, la Croce Rossa che si è insediata a Lampedusa, modificando quindi la realtà davvero triste dell'hotspot, e poi il nostro lato verde con uno sguardo un po' diverso agli alberi e poi ancora le nuove tecnologie che si prospettano. Ma prima di tutto l'attualità in Sicilia. Il ministro Salvini ha inaugurato la rinnovata società Stretto di Messina, ha parlato di 100.000 nuovi posti di lavoro, di grande operazione antimafia, ma non sono mancate le contestazioni. Oggi è una giornata importante perché nascerà la società Stretto di Messina, che avrà l'onore di portare a termine quella che sarà l'opera più green di questo secolo. È giunto anche il ministro Matteo Salvini all'interno della stiva della nave più importante della flotta di Caronten Tourist, la Elio, ormeggiata alla rada San Francesco a Messina, scelta come luogo per il convegno Il Ponte sullo Stretto, infrastrutture e trasporti per unire l'Italia, organizzato dalla CISL e dalle federazioni Filca e FIT. Per Salvini l'obiettivo è unire, con le relative importanti conseguenze. Il ponte unirà finalmente l'Italia dopo 50 anni di chiacchiere, di tempo e di soldi spesi, creerà 100.000 posti di lavoro, ripulirà l'ambiente, il mare, l'aria, e sarà un'opportunità per le imprese di tutta Italia. Il ministro siede con i presidenti delle regioni Sicilia e Calabria e Renato Schifani ribadisce la grande importanza che il paese diventi quello del sì e non del no, perché con i no non si cresce. Ma le perplessità sulla realizzazione alimentano il dibattito e a chi chiede al ministro perché adesso questo sì diventerà realtà dopo 50 anni di discorsi risponde. 50 anni fa magari non c'erano tutte le condizioni necessarie, oggi sì, oggi noi stiamo spendendo 20 miliardi in Sicilia e in Calabria per potenziare le strade, le autostrade e le ferrovie. Noi stiamo intervenendo sulla Palermo-Catania-Messina e sulla Salerno-Reggio Calabria, quindi il ponte è un anello di congiunzione. Costerà al massimo 13 miliardi e mezzo di euro, come indicato nel DEF, conto, sottolinea Salvini, meno della metà di quanto gli italiani hanno pagato il reddito di cittadinanza. E agli ambientalisti che hanno inscenato una protesta all'esterno, Salvini replica così. Se chi contesta dice che non si creerà lavoro, falso. Se chi contesta dice che non si aiuterà l'ambiente, falso. Se poi la contestazione è perché gli uccellini non potranno migrare tranquillamente, l'uccellino non è scemo. Se c'è di fronte un ponte migra o più in su o più in giù. Immancabile il riferimento al genio italiano, all'unicità dell'opera che potrà anche divenire fonte di attrattiva turistica, ma che in primis fornisce il lavoro, vero deterrente contro le organizzazioni criminali. Il ponte sarà la più grande operazione antimafia di questi 50 anni, perché laddove c'è lavoro, laddove c'è speranza, laddove c'è fiducia, soprattutto per i giovani, la mafia e l''ndrangheta non attecchiscono. Ci sono due dei sindacati principali, CGIL e UIL, che sono contrari all'autonomia differenziata, dicono che creerà di diseguaglianze e hanno chiesto al Presidente della Regione Schifani di ritirare la firma sull'accordo. L'autonomia differenziata abbasserà l'asticella dei diritti fondamentali nelle regioni più deboli del Paese, a partire dalla Sicilia. Si avranno ripercussioni negative sulla sanità, sulla scuola, sulla mobilità, su quei settori insomma che necessitano di interventi di perequazione, di investimenti, cioè da parte dello Stato per equilibrarli rispetto al resto del Paese. E quanto sostengono CGIL e UIL in Sicilia, che hanno dato il via oggi a una raccolta di firme per chiedere al Presidente della Regione di ritirare l'appoggio della Sicilia al progetto del governo Meloni. Noi chiediamo che a partire dalla Sicilia, a partire dal governo della regione, si assuma un'iniziativa politica per dire no all'autonomia differenziata, ma per rivendicare quelle risorse che sono importanti per dare una risposta innanzitutto a un sistema sanitario che oggi è al collasso. I segretari di CGIL e UIL ricordano le autorevoli critiche al provvedimento da parte di sindaci e regioni del Mezzogiorno, del GIMBE, di Banca Italia.
Scendiamo in piazza, insieme Will e CGIL avviano questa grande petizione, questa grande raccolta di firme per dire no all'autonomia differenziata, per dire no a questo progetto scellerato che rischia di spaccare in due l'Italia. Noi avremo un paese dove il nord sarà sempre più ricco e il sud sarà sempre più povero. I due sindacati hanno scelto emblematicamente l'ospedale civico di Palermo per allestire la prima postazione. La raccolta di firme proseguirà nei prossimi giorni in tutta la Sicilia, nelle sedi sindacali e nelle piazze. Sarà una raccolta di firme capillare perché noi vogliamo dimostrare con i fatti che la Sicilia dirà no a questo progetto. Tra poco vedremo il meteo, mancano pochi minuti, ma intanto possiamo dirlo tranquillamente che dalle nostre parti è ancora autunno, quindi la stagione balneare è ferma. Tuttavia domani si inaugura alla Playa, alla spiaggia numero 3, poi toccherà ai solarium di Piazza Europa, di San Giovanni Licuti e alle spiagge libere 2 e 1. Guardiamo. Ore grigio come il cielo per gli amanti della tintarella che dovranno ancora attendere qualche giorno per potersi godere un po' di sole di questa primavera dalle sembianze autunnali. Niente paura, il cattivo tempo sembra avere le ore contate e giovedì si apre la spiaggia libera numero 3, la prima ad essere consegnata alla collettività. Sabbia spianata e pulita, servizi quasi ultimati, restano soltanto le rifiniture con gli operai che anche oggi sono stati fermati dal maltempo. Nessun taglio del nastro o inaugurazione in pompa magna fa sapere la società Stella Polare che gestisce le spiagge libere comunali e i solarium. C'è solo voglia di recuperare il terreno perduto ed avviare la stagione balneare. Spiaggia libera numero 3 pronta fra 48 ore, poi toccherà la numero 2 che aprirà i battenti all'inizio della prossima settimana. Nel frattempo è stato ripulito l'ampio parcheggio che il mese scorso era ridotto ad una discarica a cielo aperto. In mezzo è prevista l'apertura del solarium di Piazza Europa. In questo caso, lo vedete dalle immagini, la piattaforma in legno è stata ultimata, anche se bisognerà lavorare sugli accessi al mare con la scogliera di Catania che mostra i segni delle recenti mareggiate. Analogo discorso per il solarium di San Giovanni Licuti, destinato ad aprire a metà settimana, anche se qualcuno lo ha già utilizzato e testato in quei rari giorni in cui il sole ha baciato Catania. Già il sole grande assente, così questo turista svizzero è costretto a rivedere il suo programma giornaliero. Aspettavamo sole, caldo sole, e adesso un po' piove. Niente mare, cosa farà oggi? Oggi andiamo in città per guardare il monastero, il castello. Dopo vediamo. La nostra breve intervista viene interrotta dal passaggio dell'autobus in transito sul viale Kennedy e allora si sale a bordo, destinazione centro. Per oggi niente tintarella ma un tuffo nel barocco catanese. Beh, sarà stata comunque una gita interessante a Catania. Emanuela, vediamo poi i quotidiani regionali? Sì, partiamo da Repubblica Palermo, torniamo a parlare di un tema, cioè delle morti sul lavoro, perché il presidente Schifani aveva promesso nuovi ispettori del lavoro, ma a quanto pare al palo la promessa appunto del governatore siciliano. Un mese fa il governatore annunciava l'impegno personale per sbloccare il rafforzamento dell'organico previsto dal decreto di Palazzo Chigi, ma è tutto fermo. Intanto da inizio anno sono 12 le denunce all'INAIL di morti in Sicilia. Tra poco vediamo all'interno questa notizia, intanto ne facciamo vedere altre. C'è questa fotonotizia, il set. La Sicilia a quanto pare è gettonatissima per i set cinematografici e adesso, dopo 60 anni dal film Il Gattopardo di Luchino Visconti, il cinema riporta i garibaldini a Palermo. Questa è Piazza Pretoria, dove c'era la scena dello scontro tra Garibaldini e Borboni che rivedremo nella serie Il Gattopardo per l'appunto. E poi parliamo di notizie sicuramente meno piacevoli. Il processo Montante, sistema Montante, il processo rischia un colpo di spugna perché siamo vicini alla prescrizione. E poi l'inchiesta, sequestrati 3 traghetti di Caronte Tourist. Questo accade nel momento in cui tra l'altro si parlava anche di ponte sullo stretto, anche questo lo vediamo tra pochissimo. Intanto andiamo a vedere
A pagina 2, questo caso, gli ispettori del lavoro, la promessa di Schifani ancora ferma al palo. Un mese fa il governatore annunciava l'intervento personale per sbloccare il rafforzamento degli organici previsto dal decreto di Palazzo Chigi. Dicevamo sono 12 già le denunce di morti dell'INAIL. Lui aveva detto: prendo personalmente in carico il problema. Renato Schifani aveva sottolineato come la piaga dei morti sul lavoro sia un tema serio da affrontare con attenzione senza però cadere nel populismo. Questo è accaduto un mese fa. Il protocollo però da allora, firmato nell'agosto scorso tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e Regione Siciliana, che avrebbe permesso così di inviare sull'isola nuovo personale, è rimasto nei cassetti. E poi naturalmente ci sono tutti i dati di denunce di infortuni, ma soprattutto di morti, ecco, sul lavoro, che è la cosa ancora più grave. Il caso Montante, cerchi magici verso il colpo di spugna, anche Schifani e Cuva vedono la prescrizione. Nel maxi processo di Caltanissetta sono imputati appunto l'attuale governatore, ma anche l'ex Rosario Crocetta e il tributarista consulente di La Galla, tra i tanti. Andiamo a leggere il processo più importante che si sta celebrando in Sicilia, ma è anche il più dimenticato dall'informazione e dalla politica, e presto potrebbe essere dimenticato anche dalla giustizia, perché la prescrizione rischia di cancellare la maxi inchiesta condotta dalla procura e dalla squadra mobile di Caltanissetta. Ricordiamo Antonello Montante era l'ex presidente di Confindustria Sicilia, ma anche paladino dell'antimafia. Ecco, il processo, dicevamo, ai 2 cerchi magici di Montante, campione dell'antimafia, che era stato condannato in appello a 8 anni, in primo grado invece erano 13. Il primo è il gruppo delle presunte talpe che gli avrebbero svelato l'indagine nei suoi confronti, e poi ci sarebbe un altro gruppo con il secondo cerchio magico, ecco, andiamo a leggere, di Montante, dove invece c'era la politica dentro un contesto di affari, tra cui anche l'ex presidente della regione Crocetta. Quindi questo per quanto riguarda la giustizia. Andiamo invece a vedere un altro allarme che riguarda la politica, perché torneranno le province, come ben sappiamo. I partiti già si stanno spartendo queste poltrone, però intanto le province sono alle corde. In che senso? Mentre la politica si straccia le vesti sul ritorno alle urne per l'elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, gli enti di area vasta dell'isola sono sempre più al collasso, tra strade provinciali ridotte a colabrodo, manutenzione degli edifici scolastici a Lumicino. Il blocco del turnover è stata la scure che ha dato il colpo di grazia alle strutture vessate dal prelievo forzoso di Roma sulle tasse per le nuove immatricolazioni e le RC auto versate dai siciliani. Poi c'è questo caso appunto tra i tanti di tutto ciò che non funziona, che prima era gestito dalle province. Per esempio in pensione vanno gli ultimi 2 addetti alla riserva di Ustica. C'è questo appello, visto che c'è un'assenza di potere, di controllo, assegnatela al comune. Sono rimaste ferme per esempio un mese 5 vetture per i cantonieri, quindi un po' il sistema delle province allo sbando, in attesa che appunto ritornino presidenti e consigli che verranno eletti probabilmente tra un anno insieme con gli eurodeputati. Quindi questo nel 2024. E nel 2024 cosa succede? Via ai lavori per il ponte. Questo è l'annuncio di Salvini, la strada tutta in salita dell'azzardo del ministro che appunto era in Sicilia. Espropri, progetto, fondi e collegamenti. Ecco perché la promessa del ministro rischia di essere l'ennesimo annuncio vano, scrive Repubblica Palermo. Andiamo a vedere anche l'articolo. Sarà il ponte a campata unica più lungo
del mondo, ma anche paragonabile alla cupola del Brunelleschi. Sarah Green e persino antimafia e tanti investitori stranieri sono pronti a partecipare alla spesa che a Ruspe, ancora in garage, è già cresciuta in 12 anni da 8,5 a 13 miliardi di euro. Questo è il mantra ripetuto ad ogni passaggio burocratico e ad ogni convegno sul tema dal ministro delle infrastrutture, appunto sul ponte sullo stretto. Ieri il palcoscenico era la nave Elio di Caronte Tourist, ormeggiata alla rada di San Francesco di Messina e per fortuna risparmiata dai sequestri. Ieri abbiamo sentito la notizia di tre appunto traghetti che sono stati sequestrati perché non erano a norma. Andiamo alla Sicilia di oggi a proposito di ponte. Ecco qui la foto, lo stretto necessario. Salvini battezza a Messina la nuova società del ponte, una struttura, un'opera che darà 100.000 posti di lavoro, ha detto il ministro. E poi l'altra apertura, la formula magica del centrodestra. Catania, prima un punteggio per ogni poltrona e poi un algoritmo di spartizione tra i partiti. E ancora sempre a Catania la faida di Forza Italia, Schifani gela l'assessore Falcone e poi i malumori nella Lega. Questo per quanto riguarda la politica. Altre notizie in prima pagina, andiamo a vedere l'impianto nel catanese, la discarica Oikos di cui parlavamo anche ieri, che doveva sorgere tra i comuni di Motta e Misterbianco. Bene lo stop alla discarica, ma adesso torna l'incubo rifiuti perché non si sa appunto dove conferire, dove smaltire questi rifiuti. A Vittoria questa notizia: ruba per 10 anni pensione della vecchietta che però era già defunta. E poi c'è un sequestro dei beni a Catania, società come scatole cinesi, sono 5 gli indagati per bancarotta. Altre notizie che arrivano invece da Roma. Alla Camera la fiducia al governo e Muro, opposizioni sui controlli al PNRR, lo vedremo tra poco con la stampa nazionale. La Meloni che media a Tunisi, ma sul flusso migranti intese ancora lontane. E poi questa notizia che tra poco approfondiremo: la guerra in Ucraina, è stata distrutta una maxi diga, Mosca accusa Kiev e intanto c'è il cardinale Zuppi da Zelensky già da ieri per cercare di mediare. E poi andiamo a vedere invece la pagina di Catania, della Sicilia. Torna l'incubo delle lunghe file in una strada, in un'arteria cruciale del traffico catanese, cioè la circonvallazione. Lunghe file e incubi del passato. Il tratto del nodo Gioieni in tilt per il cantiere stradale. La fine dei lavori è prevista per venerdì. Ieri, causa pioggia, si è proceduto con la scarifica dell'asfalto, torna indietro e Rotonda sono nuovamente risprofondati nel caos. C'è questo ricordo del passato, quando c'era appunto tutto il ponte del Tondo Gioieni e del traffico sempre congestionato. E poi andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud. Qui l'apertura è dedicata alla ponte. La vera sfida è partita, scrivono il ministro Salvini a Messina per il convegno promosso dalla CISL nazionale, presenti i governatori di Calabria e Sicilia. Al vertice della società Stretto sono stati nominati Giuseppe Recchi e Pietro Ciucci. Poi ancora andiamo a vedere la Meloni a Tunisi, che parla di rilanciare il Mediterraneo, l'incontro con il presidente Sayed, i temi economici, l'energia, i migranti. A proposito di migranti, tra poco andiamo a vedere quello che è successo a Verona. Torture in questura a Verona, in 5 finiscono ai domiciliari. Storie agghiaccianti, tra poco approfondiamo questa notizia. E poi
Prima parlavamo appunto dei traghetti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caronten Tourist che appunto servivano le isole minori. Andiamo all'interno, se abbiamo ancora qualche minuto, Michele dimmelo tu. Sì, Okay. Rapidamente possiamo fare ancora qualche... Allora andiamo a vedere all'interno c'è questo appalto, ecco, da 1,32 miliardi a proposito di infrastrutture per la linea ferroviaria Palermo-Catania, affidato a un consorzio guidato sempre da WeBuild, 30 km di raddoppio della tratta Fiume-Torto-Lercara. E poi andiamo a vedere ancora, ecco, abbiamo raccontato la storia di quella collisione di quella famiglia che è finita in acqua, eccolo qui, il 52enne eroe si chiama Domenico Isola. Collisione a Lipari, il 52enne eroe mi sono tuffato, messinese originario del villaggio di Ganzirri, si è lanciato in mare e ha messo in salvo i 2 coniugi e la loro bambina che appunto erano finiti in acqua. E poi i danni del maltempo in Sicilia, continuiamo a parlare di maltempo, niente ristori tempestivi, i privati a quanto pare dovranno attendere tempi lunghi. La denuncia arriva dal deputato di De Luca, De Luca del Movimento 5 Stelle, hanno sbagliato la fonte delle risorse. Ci fermiamo qui provvisoriamente e poi tra poco i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. 7:49, buongiorno Sicilia, Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi. Emanuela, guardiamo poi i quotidiani nazionali? Sì, partiamo dal Corriere della Sera e vediamo qui appunto ancora la notizia, lo scontro sul PNRR. Ieri il governo ha incassato la fiducia alla Camera a questo decreto che prevede al suo interno insomma anche i limiti alla Corte dei Conti sui controlli appunto per quanto riguarda la gestione dei fondi del PNRR. La legge entro giugno, PD e Movimento 5 Stelle, così si aprono conflitti con le toghe, ma il ministro Ciriani rassicura e dice i controlli ci saranno comunque. E poi l'altra notizia, vediamo qui queste 2 immagini, questa diga, sono un po' scure ma credo che si capiscano, ecco qui vediamo la spaccatura, soprattutto in questa in alto, la segniamo, ecco qui che cosa è successo, praticamente si è rotta questa diga, distrutta, una diga in Ucraina, sono 40.000 in fuga dall'acqua. Queste sono le 2 immagini riprese appunto dal satellite, questa diga sul fiume Dnipro. Si accusano reciprocamente Mosca e Kiev, ma Zelensky ha detto sono stati assolutamente i russi, è un atto deliberato, è un atto che certamente crea un grandissimo disagio e una grandissima difficoltà all'Ucraina che, come sapete, stava preparando la famosa controffensiva, ma adesso è nei guai e deve stare lì naturalmente a preoccuparsi di queste migliaia di persone. C'è chi anche l'ha paragonato al Vajont addirittura, però appunto come dici tu ci sono tante ipotesi, l'Ucraina non ha dubbi dicendo sono stati i russi, però l'ONU al momento sta prendendo tempo. E poi c'è quest'altra notizia invece che purtroppo arriva dal nostro paese, Verona, leggiamo 5 poliziotti arrestati, pestaggi e sevizie sui migranti. Un'inchiesta secondo la quale sarebbe emerso che ci sono stati calci e umiliazioni ai senza tetto. Il giudice parla di tortura. Andiamo a vedere appunto all'interno questa notizia, eccola qua. Botte, spray urticanti e umiliazioni, le torture degli agenti agli immigrati. A Verona 5 arresti e 18 indagati, l'indagine affidata dalla procura ad altri poliziotti. C'è una testimonianza di una vittima che ha raccontato mi hanno urinato addosso e rubato i soldi. E poi qua il ritratto dei 5 arrestati, dal novellino che si vantava all'ispettore con 2 lauree, ecco chi è sotto accusa. Tutto questo lo troviamo oggi all'interno del Corriere, ma non solo, perché questa notizia è stata riportata da tutti i quotidiani.
Le intercettazioni shock, ancora leggiamo, è crollato a terra, svenuto, che pigna che gli ho dato. Questa è stata una delle frasi appunto pronunciata da uno di questi poliziotti. Tutto è partito dalla telefonata di uno dei fermati appunto con la fidanzata che raccontava questa prodezza, possiamo definirla così. Allora, ci sono le parole del capo della polizia Pisani che dice: ringrazio la procura per la fiducia accordata alla polizia nel delegare alla squadra mobile le indagini sugli operatori della stessa questura. E poi parla il questore di Verona, Massucci: abbiamo messo a disposizione dell'autorità giudiziaria tutti gli elementi di prova, non è stato semplice indagare e lo vivo come un fatto chiaramente doloroso. Ma andiamo a leggere qualche intercettazione shock. Gli abbiamo tirato 2 o 3 schiaffi a testa, ma così, giusto per. Poi ho fatto sinistro-destro, pam pam, si è spento. L'ho portato dentro la cella, ho preso lo spray urticante e gliel'ho spruzzato tutto quanto sulla faccia. Queste sono insomma alcune dichiarazioni, alcune frasi estrapolate da queste intercettazioni. E poi dicevamo qui all'interno appunto distrutta la diga sul Dnipro, inondazioni, fughe e accuse. Vediamo queste immagini di persone, qui c'è un uomo con una bici e il cane nelle strade di Kherson che sono piene d'acqua, quindi la tragedia sulla tragedia, la massa d'acqua cambia i piani di Kiev, più difficile adesso organizzare la controoffensiva. Andiamo a Repubblica. Anche nel taglio alto la foto della diga distrutta, rischio Vajont, ecco, Repubblica fa questo confronto. L'impianto in Ucraina è controllato di Nova Kakhovka, in Ucraina è controllato dai russi, rallentata l'avanzata adesso di Kiev. E poi l'apertura è dedicata alla questura degli orrori, così scrive appunto la Repubblica. Botte e umiliazioni da poliziotti aguzzini, 5 arresti. Si accanivano soprattutto su migranti e senza tetto. Anche qui i racconti di una vittima: non mi facevano andare in bagno e ho urinato lì. Mi hanno usato come uno straccio per pulire. E poi scontro sul reato di tortura che invece Fratelli d'Italia vuole abrogare, no dalle opposizioni. Poi c'è un commento: quando la violenza è di Stato. E poi andiamo a vedere le carte. Il capo si vantava, l'ho fatto crollare. C'è un'altra notizia che invece riguarda Bibbiano. Ricorderai, a proposito di orrori, lì erano dei bambini, non erano dei migranti. Affidi a Bibbiano, è stato assolto in appello lo psicologo Foti, che era finito appunto in mezzo a questa storia appunto di abusi. Poi andiamo a vedere La Stampa. Corte dei Conti, sì al bavaglio, ora nel mirino c'è la consulta PNRR, passa la fiducia sul decreto che limita i poteri di controllo concomitante. Fitto, il ministro, dice nessuna deriva autoritaria, si apre la partita dei giudici costituzionali. Vediamo qui in questa fotonotizia Vasco Rossi che è insomma in tour. Vasco attacca al concerto di Bologna, l'Italia non conta niente, e dice politici bugiardi. Poi andiamo a vedere anche qui torture in questura, arrestati 5 poliziotti, mi obbligavano a rotolarmi nell'urina, appunto questi racconti sconcertanti. E ancora il commento, l'abuso di potere e i suoi anticorpi. Insomma, su questa storia sono in tanti giornalisti, tanti editorialisti hanno scritto. Poi scusami Michele, volevo vedere, ecco qui sempre sulla Stampa, un'altra notizia di cronaca di cui si continua a parlare perché continuano ad emergere nuovi elementi inquietanti, cioè l'omicidio di Giulia, la donna incinta al 7° mese dal suo compagno. Giulia, Ale e sua madre chiesero delle telecamere. È emersa quest'altro elemento. A quanto pare la madre dell'omicida assieme al figlio avevano indagato qualche giorno prima se nella zona dove è stato trovato il corpo c'erano delle telecamere, quindi potrebbero aprirsi nuovi fronti su questa
questa atroce e sconcertante storia. E a proposito di violenza sulle donne, vediamo La Nazione, arresti più facili. Oggi le nuove norme del governo contro i femminicidi, video come prova per fare scattare la flagranza indifferita, pene più severe. E poi a Senago il killer avrebbe pianificato questo delitto giorni prima, lui e la madre si erano appunto informati sulle telecamere nel quartiere. E poi verso l'abisso vediamo qui la foto a centropagina: esplode la diga nel sud dell'Ucraina, Kiev chiede aiuto all'ONU, Zelensky vede il cardinale Zuppi, ma la guerra adesso si complica. Andiamo ancora a vedere altre notizie. Il Messaggero, eccola qui, la fotonotizia: sabotaggio alla diga, 16.000 in fuga, salta in aria lo sbarramento sul fiume Dnipro, allagata la regione di Kherson. Kiev e Mosca si accusano reciprocamente. E poi una guerra ecologica è il peggior disastro dopo Chernobyl. Missione in Ucraina, Zuppi vede Zelensky, passi utili per la pace, ha detto. Poi andrà anche a Mosca, come sentivamo in questi giorni. E poi migranti, l'Unione Europea deve dare risposte. La mezzola per molti europei è il problema primario. La Meloni intanto in Tunisia incontra Sayed per frenare gli sbarchi. Oggi a Roma il governo libico. E poi l'indagine della polizia, spray urticante e botte, 5 agenti vanno ai domiciliari. Altre notizie, per esempio il Fatto Quotidiano oggi apre con questa, si parla di elezioni, ecco i finanziatori dei politici, il caso Speranza Federpharma. Nelle dichiarazioni il conflitto di interessi dell'ex ministro della Salute. Il Fatto fa tutta una ricostruzione: Unicusano pagò Boschi, 2 sigle di farmacisti invece per l'ex Leu, che sarebbe appunto Speranza, e una per il sottosegretario di Fratelli d'Italia Gemmato, Bandecchi per la Renziana, poi Meloni, Fratoianni, Di Biase, insomma li vediamo anche qui alcuni che abbiamo citato in questa foto. Il Giornale invece parla di D'Alema, che è indagato per corruzione assieme a Profumo, l'ex di Leonardo, e anche ecco qui Baffino, perquisito, ve lo chiamano Baffino, stiamo parlando di D'Alema chiaramente, perquisito con il banchiere Profumo, ipotesi di reato, mazzette nella vendita di navi e aerei militari alla Colombia, rischiano 10 anni di galera. E poi caso Open, oggi la consulta decide sui parlamentari intercettati. Poi si torna a parlare anche di Gay Pride, ecco il manifesto del Gay Pride: utero in affitto, Shoah e razzismo, lotta radicale contro la società occidentale. Tra l'altro c'è stato un po' un passo indietro da parte del governatore Rocca, che aveva detto non vi diamo l'autorizzazione, insomma il patrocinio da parte della regione, però ha detto se voi rivedete le posizioni sull'utero in affitto ve lo ridaremo, ma a quanto pare vedremo. Bene, ci fermiamo qui? Fermiamoci qua, grazie Emanuela. Adesso subito meteo, vediamo che tempo fa. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone non ci sarà sull'Italia. Saremo sempre in balia di infiltrazioni molto umide e instabili da ovest, anticiclone che terrà i suoi massimi ancora per un po' di giorni a nord delle Alpi, e difatti ecco l'instabilità del pomeriggio su tutto l'entroterra della Sicilia, localmente anche la costa ionica, altrove bel tempo. E per quanto riguarda le temperature, saranno comunque valori estivi, perché durante il pomeriggio massime che oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi diffusamente, però sarà un caldo moderato, non ci attendono ancora ondate di gran caldo africano. Per quanto riguarda invece giovedì, una bella giornata, tempo soleggiato, anche se durante il pomeriggio sulle aree più interne potrebbe ancora scapparci qualche locale temporale. Venti deboli, mari tutti calmi o quasi calmi sotto costa. Le temperature
E per quanto riguarda giovedì saranno in lieve aumento, comunque dicevamo sempre giornate estive ma di caldo moderato. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. Beh, direi che è un bel meteo questo qui, è un meteo ottimistico, diciamo, ecco, come minimo. Grazie comunque. E adesso, Manuela, parliamo un po' di conquiste e passi in avanti nella lotta contro i tumori, cominciando dalla Sicilia, da casa nostra. Sì, infatti, e tra l'altro sul quotidiano della Sicilia oggi troviamo questa notizia: tumore al fegato, il Garibaldi ottiene la certificazione del PDTA. L'azienda è la prima in Sicilia ad avviare questo percorso di diagnosi e cura attraverso il lavoro di un team multidisciplinare. Questo è molto importante, è una cosa positiva e ci fa vedere come dire, anche dalle nostre parti ci sono grossi passi in avanti. Un campione della lotta ai tumori ce l'abbiamo qui in collegamento, si chiama Emanuele Crupi, è giovanissimo, è catanese, è medico, oncologo, lavora a San Raffaele di Milano, ma ha girato un po' il mondo ed è vincitore, primo medico italiano a ricevere il premio per giovani ricercatori che si chiama BCAN, e per questo andrà a Washington a ritirare il premio durante un think tank. Complimenti dottor Crupi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito, grazie. Che cosa dirà a Washington in questo think tank? Quale sarà il pensiero fondamentale, così anche noi lo possiamo condividere? Beh, sicuramente innanzitutto un pensiero di speranza, nel senso dico che la medicina, la scienza va avanti, a volte per piccoli passi, ma l'importante è che siano sempre passi in avanti, quindi questo sicuramente è il primo messaggio. E il secondo messaggio è che anche da piccole realtà alla fine noi ci siamo, ecco, ci facciamo vedere, quindi non siamo il fanalino di coda, non siamo assolutamente quello che molti ci fanno credere, per cui onore secondo me alla Sicilia e all'Italia. Bene, e infatti abbiamo appena visto questo articolo che parla di Catania. A che punto siamo nella battaglia contro il cancro? Lo so che è una domandona un po' generica, ma che ci facciamo tutti, insomma, questi passi in avanti, che cosa ci dicono? Beh, allora sicuramente abbiamo visto che a me piace l'altro giorno mentre facevamo una lezione ai ragazzi all'Università di San Raffaele. È un po' il percorso storico, se vogliamo, no? Siamo passati da un tempo pre-terapie, quindi prima dell'avvio di Peyron con l'invenzione del cisplatino, per cui non avevamo realmente nulla dal punto di vista medico, per cui era veramente un'epoca buia, un medioevo se vogliamo, al rinascimento, per quanto la chemioterapia per molti sia bistrattata, in realtà rappresenta un caposaldo. Arriva l'immunoterapia chiaramente, per cui quella se vogliamo è stata un'altra rivoluzione, la terapia target, e oggi quello che vediamo è la personalizzazione della terapia. Cioè la personalizzazione, quindi cure per ciascuno di noi, per individui. Non siamo ancora al punto da poter gestire e creare una terapia veramente ad personam, ma sono convinto che ci arriveremo. Quello che abbiamo oggi è sicuramente la personalizzazione della terapia medica sulla base delle caratteristiche delle malattie, ma soprattutto delle caratteristiche del paziente. Non tutti i tumori sono uguali, non tutti i pazienti sono uguali, e questo è fondamentale da non dimenticare. Appunto, la medicina non è una scienza esatta, quindi se è vero che da una parte abbiamo dei protocolli, delle linee guida che si evolvono, dall'altra è fondamentale non dimenticare appunto questa parzialità della verità che si Ma questo è bellissimo sentirlo dire da un campione come lei della ricerca scientifica, poi dire attenzione perché non è che siamo come in una formula matematica A più B uguale C, ma non è sempre esatta. E poco fa ha parlato di immunoterapia, tutti noi siamo curiosi, anche quelli che non capiamo nulla di queste cose, cioè useremo i vaccini contro i cancri. Beh, allora diciamo che già in realtà su molti centri ci sono degli studi in atto con ottimi risultati, soprattutto sui tumori diciamo ematologici. Sui tumori solidi siamo ancora, non dico in alto mare, ma sicuramente sulla buona strada. La verità è che capiamo veramente poco, ma c'è davvero tanto da scoprire ancora sul concetto dei vaccini. Io sono convinto che sicuramente non soltanto i vaccini, ma tutto quello che concerne l'immunoterapia ad ampio respiro, quindi le CAR-T, le cellule ingegnerizzate, tutto quello che sono diciamo le nuove terapie di nuova generazione dell'immunoterapia, quindi quello che risvegliano, se vogliamo, la nostra risposta immunitaria nei confronti delle cellule cancerose, rappresenteranno una chiave di svolta. Lo hanno già fatto,
La cosa importante però è, come dico sempre, non dimenticare le origini, nel senso che noi veniamo come oncologi anche dalla chemioterapia. Grandi risultati sono stati ottenuti oggigiorno in diversi tumori, in diversi setting, dalle terapie di combinazioni. Combinazioni quindi non soltanto dell'immunoterapia, ma immunoterapia più chemioterapia, che hanno dato brillanti risultati, e appunto io sono convinto che il futuro sia rappresentato da questo. Questo è molto importante e confortante anche quello che ci dice. Parliamo un po' di lei, dottor Crupi. Allora, lei è giovanissimo, catanese, come è finito a vincere un premio così importante che ritirerà ad agosto a Washington? Qual è un po' la sua storia? Ce la racconta? Ma sì, allora guardi, in realtà il concetto è che io ho sempre voluto fare un po' lo scienziato. Cioè, sin da quando ero piccolo, quindi è uno di quei sogni nel cassetto che uno ha da sempre. Sono stato sempre molto determinato nella vita, per cui ho iniziato così con un sogno nel cassetto che piano piano si è costruito, si è definito, cresci, capisci cosa devi fare per arrivare ai tuoi obiettivi. E quindi chiaramente l'incontro, se vogliamo, di quest'arte medica, come dicevo prima, perché la scienza, la medicina si basa ovviamente sulle evidenze dimostrabili, oggettive e ripetibili, per cui non è giusto perché lo dice il professor tal dei tali, ma piuttosto perché lo dicono i fatti, ma allo stesso tempo è questo incontro umano, per cui sono, ripeto, stato sempre affascinato un po' da questa dimensione, quindi fatto medicina a Catania mi sono trovato benissimo. Infatti all'inizio mi scusi, la interrompo, è laureato a Catania, vale la pena? Laureato a Catania, sì, con una tesi sperimentale appunto sul campo dell'immuno-oncologia e della medicina di precisione sul tumore del polmone, non a piccole cellule. Complimenti. Poi però dove è andata? In Svizzera, è vero? Sì, dopo diciamo la laurea io ho lavorato con il professor Hector Sotoparra durante tutto il periodo, diciamo, del periodo dell'università, e poi ho avuto un'offerta lavorativa dall'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e mi sono spostato lì in Svizzera, dove praticamente sono stato fino a ottobre del 2021. Se non che c'è stata questa opportunità formativa e di crescita professionale al San Raffaele, che appunto rappresenta uno dei massimi centri al mondo per quello che riguarda la ricerca oncologica, e per cui era inevitabile per me, anche sulla scia di quello che è illuminare il professor Necchi, che è il direttore del nostro centro, appunto il direttore del gruppo genitourinario, a rientrare, appunto perché diciamo si può fare ricerca e si possono ottenere grandi cose. Certo. E in Italia ci sono grandi lei sta parlando di San Raffaele di Milano, che appunto è quello che ha appena descritto. Che differenze ci sono, diciamo, tra fare ricerca in Svizzera e fare ricerca e intervenire naturalmente concretamente come fa lei a San Raffaele di Milano, in una realtà così importante? Beh, credo che bisogna sempre prendere il meglio da ogni fonte, da ogni posto in cui si va, e portarlo a casa. Per cui sicuramente lì in Svizzera una prima grande differenza è che è un sistema sicuramente molto virtuoso, molto ricco, per tutto quello che concerne chiaramente le possibilità economiche della nazione e come è strutturato il sistema sanitario. Tantissimi medici, tantissime strutture, un sistema mutualistico che chiaramente fa fronte a un bacino di utenti di appena 8 milioni di abitanti. È limitato, certo. Quindi chiaramente questo permette di non avere una saturazione delle liste di attesa, che, come dicevo, appunto il tempo è fondamentale in moltissime branche, ma in oncologia non è qualcosa con cui si può scherzare. Giusto. Quello che vedo Prego, dottore. Quello che vedo, dicevo, appunto in San Raffaele per esempio, è che c'è una grandissima attenzione a quello che è non soltanto la qualità dell'accesso del paziente alle cure, ma anche la rapidità con cui si accede. Per cui in realtà devo dire che, seppure abbiamo un bacino di utenze, perché raccogliamo chiaramente un po' tutti i pazienti, non soltanto dalla Lombardia, dall'Italia, ma anche pazienti internazionali che vengono per i nostri protocolli di studio sperimentali, quindi si riesce, diciamo, a gestire questo carico, per cui credo che il sistema non sia inficiato da quello che sono i numeri, che sono comunque tanti purtroppo. Adesso vorrei che si rivolgesse un po' ai nostri giovani siciliani. Lei ha appena detto: io sin da ragazzino ho avuto la passione per la ricerca. In un certo senso lei ha dimostrato che volere è potere, ma non sempre è così. Che cosa possiamo dire ai giovani che poi tante volte sono costretti invece a andarsene, magari senza laurearsi come lei, all'Università di Catania? Beh, io sono dell'avviso che innanzitutto bisogna avere le idee chiare nella vita, nel senso che bisogna capire cosa si vuole fare.
Una volta che si è capito qual è il percorso, il desiderio, il sogno, l'obiettivo da realizzare, allora è chiaro che bisogna concretizzare quel sogno. Perché è bello essere sognatori, però bisogna anche essere realisti nella vita. A volte è necessario spostarsi, è vero, ma se lo si fa per volontà o anche per necessità, ma con onestà intellettuale di dire lo faccio perché voglio migliorarmi, voglio arrivare a ottenere dei traguardi più alti, e non bisogna mai secondo me denigrare da dove si proviene, anche se magari la realtà in cui veniamo è una realtà piccola, per cui in quel momento non ci sono grandi opportunità a fronte magari della concorrenza che si può avere a livello internazionale. Il concetto secondo me è che se noi siciliani non ricordiamo che siamo come la ginestra di Leopardi, questo secondo me è quello che ci frega. Cioè come siamo? Come la ginestra dei leopardi? Ma tendenzialmente vedo che molti giovani oggi tendono un po' a denigrare il concetto della Sicilia, piuttosto che ma non c'è spazio, e piuttosto che non è una bella terra. Io penso che nelle asperità, nella difficoltà e nella lava in cui siamo cresciuti, a volte è un dato di fatto, riusciamo a trovare una strada, e questa cosa ci tempra. Abbiamo una marcia in più rispetto a chi magari ha avuto tutto semplice, facile e immediato. Perfetto, grazie. Quindi sono convinto che, ripeto, grazie, il messaggio che io do è soltanto quello che bisogna insistere, non arrendersi. Ecco, bellissimo anche questo, avere le idee chiare sin da subito, non compiangersi, noi siciliani ogni tanto tendiamo a farlo, e poi perseguire il proprio obiettivo. Complimenti davvero al dottor Crupi, poi ci manderà una cartolina da Washington quando parteciperà a questo think tank a cui vanno i grandi scienziati del mondo, lei compreso, ad agosto a Washington. E adesso ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi torneremo in Sicilia e vedremo come stanno cambiando in meglio le cose a Lampedusa. State con noi, buongiorno Sicilia. Sono le 8:15, questo è Buongiorno Sicilia. Oggi parliamo di Lampedusa e lo facciamo in collegamento con il direttore delle operazioni emergenze e soccorsi della Croce Rossa italiana, il dottor Ignazio Schinto. Buongiorno e benvenuto. E come sappiamo... Buongiorno a lei. Come sappiamo, la Croce Rossa ha un po' preso in mano la situazione a Lampedusa, soprattutto per quanto riguardava come dire, la situazione spesso compromessa dell'hotspot sovraffollato, con condizioni igieniche certamente non buone e così via. E oggi la Croce Rossa tra poco annuncerà le cose che sono cambiate, e noi abbiamo il privilegio di avere il dottor Schinto con noi, che ci anticiperà un po' il punto sulle attività svolte. Cosa può dirci? Come stanno cambiando le cose a Lampedusa grazie alla Croce Rossa? Tanto grazie a voi per averci invitato e buongiorno. Intanto ci siamo focalizzati sulla parte strutturale, che era la parte più complessa da gestire, con l'aumento di alcune attività, soprattutto all'interno del centro, con l'aumento di bagni, di terzostrutture che possono ospitare per i pasti migranti in arrivo. E ci siamo focalizzati anche soprattutto sulla gestione dei migranti in arrivo, con un'informativa specifica sulle regole del centro, ma soprattutto sui diritti e doveri che loro dovranno rispettare e hanno titolo ad avere qua sul territorio nazionale. Probabilmente questo forse mancava un po' prima del nostro arrivo, ma perché probabilmente non era stato seguito abbastanza bene questa parte qua, ma certamente con l'introduzione di ulteriori operatori legali, psicologi, sanitari, permetterà una gestione un po' più attenta verso questi esseri umani che arrivano su Lampedusa. Ecco, direttore Schinto, alla conferenza stampa che ci sarà fra poco proprio all'hotspot di Lampedusa, oltre alla dottoressa Basile, che è responsabile dell'unità operativa migrazioni della Croce Rossa italiana, parteciperà il prefetto Valerio Valenti, che è il commissario all'emergenza migranti, quindi in qualche modo nominato dal governo naturalmente. Quindi lei avrà delle richieste da fare, quelle che ha appena accennato. Cosa chiederà? Guardi, in realtà la Croce Rossa
tutto il mondo si muove soprattutto con una pianificazione precisa, pertanto prima di prendere la gestione del centro e assumere la gestione del centro, noi abbiamo fatto delle richieste, ma che il governo aveva già messo in campo, soprattutto che ci sia un trasferimento giornaliero al fine di fare in modo che i migranti stiano pochi all'interno del centro, che come tutti sappiamo è un centro con delle limitazioni logistiche, soprattutto sui numeri, cosa che sta avvenendo. Se pensate che soltanto negli ultimi giorni abbiamo spostato, sono state trasferite oltre 1200 persone in pochi giorni, vuol dire che questo sistema sta funzionando. Soprattutto abbiamo anche evidenziato che con un numero così alto di persone al centro non ci sono stati problemi, e questo è dovuto grazie alla sinergia di tutte le forze in campo, il governo, il commissario che ha voluto fortemente questo cambiamento, il ministro. Certo che questo ha permesso che l'isola, così come richiesto anche dalla comunità, che va rispettata perché ha dato veramente tanto, sia un'isola ospitale, ma allo stesso tempo che queste persone possono essere trasferite in luoghi più idonei per il loro continuo cammino che avranno poi in seguito. 1200 trasferimenti sono veramente una cifra importante, non possiamo non complimentarci anche per questo. Attualmente quanti sono nell'hotspot allora? Guarda, stamattina stiamo trasferendo circa 80 persone, rimarranno ad oggi 36 persone. È anche vero che c'è stato il cattivo tempo, non sono arrivati in questi ultimi 2 giorni, non sappiamo se poi nei giorni prossimi ne arriveranno, ma certamente oggi il centro si può dire che è vuoto e tutta la parte logistica ormai è pronta per affrontare numeri ben più alti. Quindi, se abbiamo capito bene, l'operazione messa in campo dal governo italiano con la collaborazione fondamentale vostra della Croce Rossa è quella sì di accogliere a Lampedusa i migranti che arrivano nelle condizioni che sappiamo, spesso molto precarie, e poi però dopo un rapido vostro intervento attuare il trasferimento. È così che avviene, direttore? Assolutamente, questo è quello che noi avevamo chiesto, ma in realtà che avevamo già pianificato. Guardi, qua sicuramente si lavora in sinergia, pertanto ognuno vuole cominciare dalla comunità ospitante, il sindaco, tutti. Credo che anche la chiave di volta sia questo, agire in modo trasparente come stiamo facendo. Non c'è niente da nascondere perché non c'è niente di così segreto che non si possa raccontare, ma certamente, come ha detto lei, il fatto che queste persone vengono trasferite velocemente, questo consente sicuramente una più agevole gestione del centro stesso. Migliore, certo, naturalmente. L'ultima domanda, che però è la più importante, che si fa un po' il mondo intero, il presidente Mattarella ce lo ricorda continuamente, dice non può essere un problema solo italiano, questo qua non può essere certamente solo di Lampedusa, questo dei migranti. In questo momento la nostra Premier si trova in Tunisia, parlano delle difficoltà economiche molto forti di quel paese, ma anche naturalmente di migranti. Ecco, qual è dal suo punto di vista, dal punto di vista del luogo più avanzato di questo problema, qual è la sua visione? Guarda, la mia visione non può essere che quella dell'uomo di Croce Rossa. Noi accogliamo tutti quelli che arrivano, che il principio di umanità prevale su ogni cosa. È evidente che la situazione geopolitica mondiale oramai è complessa, dobbiamo aspettarci lo spostamento di masse di popolazione che si spostano sia per motivi economici che chiaramente molti per conflitti eccetera. Dal mio punto di vista sicuramente la Convenzione di Dublino dovrà essere rivista necessariamente, non può essere soltanto l'Italia a farsi carico di questa esigenza, ma è evidente che questo è evidente anche a tutti ovviamente. Guardi, io credo che molte volte ci focalizziamo sui numeri e non ci focalizziamo sulle persone. Credo che una gestione attenta, anche flussi con grandi numeri si possono gestire. È chiaro che tutti devono fare la loro parte, Europa compresa.
Perfetto. Le auguriamo buon lavoro, la ringraziamo per quello che già ha fatto e tra poco comincerà la conferenza stampa a cui parteciperà appunto il dottor Ignazio Schinto, che è direttore delle operazioni emergenza e soccorso della Croce Rossa, che ha anticipato a Buongiorno Sicilia i contenuti che saranno trasmessi alla stampa fra poco. Facciamo una breve pausa e poi torneremo a parlare di verde, la bellezza mostruosa degli alberi. Chissà perché mostruosa. State con noi, Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, sono le 8:26, diamo il benvenuto a un ospite che ci fa piacere molto avere con noi, Andrea Savini, è un fotografo importante, protagonista di una mostra che si inaugurerà venerdì 9 alle 19 a Palazzo Scamacca a Catania e che ha un titolo suggestivo e che incuriosisce. La bellezza degli alberi, però dice la bellezza mostruosa degli alberi. Sembra un punto di vista un po' dei bambini, no? Che dicono... Sì. Infatti sì, sono delle foto degli alberi fatti da un punto di vista nuovo, mai visto prima almeno da me, che permette di vedere questi alberi da sopra, no? Da sopra? Da sopra, isolando diciamo il terreno, perciò si percepisce la struttura vera degli alberi, no? Ma fantastico! E questo permette di vedere degli alberi in un modo normale, però altri sembrano proprio piccoli mostri. Ecco, vediamo qualcosa insieme, se vuole commenti, Sì, ci sì. aiuti a commentare. Sì, ecco, questo per esempio sarebbe uno di quelli che si vede normale, no? Sembra proprio un alberello con le foglie piccole e invece questo appartiene più ormai all'immagine mostruosa, no? L'immagine mostruosa. Spesso la gente quando vede queste foto dice, ma se ecco, per esempio questo sarebbe un melo. Un melo piccolino, però fantastico. è un melo, sì. E spesso sembrano insetti, magari anche esseri visti dal microscopio. Questo? Questo è un pino. È un pino? È un pino, comune. Cosa usa per fare queste fotografie? Scusi. Guardi, il trucco sta... ho usato i bonsai. Ah, bonsai! Sono alberi. Io pensavo ai droni, di cosa era salito su quei No, droni. perché queste foto hanno una qualità eccezionale e il drone ancora non permette, o almeno permette, però se io usassi un albero proprio grande, tecnicamente, perché non si veda il pavimento, il terreno, io devo mettere dei pannelli bianchi sotto. Quindi deve un po' alterare le cose. Sì, invece bonsai, ci parli dei bonsai, vediamo un po' che cosa vuol dire. Ne sentiamo parlare spesso, ma in questo caso? Allora, i bonsai sono alberi che crescono poco. Bisogna dire che nella natura esistono. Per esempio, quando un seme di fico casca tra il marciapiede e il cemento e cresce la piantina, magari questa piantina la vediamo per anni piccola. Perché? Perché quest'albero non ha la possibilità di svilupparsi normalmente e lui rimane piccolo. Questo è il concetto del bonsai. Quindi a quella che a noi sembra una piantina in realtà potrebbe essere proprio un albero. Sì, infatti nelle foto ci sono bonsai che hanno più di 100-200 anni. Caspita. Io ho usato i bonsai che, ecco, qui si vede per esempio in questa immagine i pannelli bianchi sotto. Poi ci sarebbe questo piccolo bonsai che spesso sono anche di 1 metro, 1,5 metri. E poi l'illuminazione, questo è tutto il materiale che bisogna usare. Come lavora lei, sì, grandioso sì, tutto questo. E allora niente, questi bonsai praticamente mi offrono la possibilità di avvicinarmi e di vedere ancora meglio tutti i dettagli della corteccia, delle foglie, mentre che se andassi su un albero grande io mi dovrei allontanare molto. E questo farebbe una foto meno dettagliata. E lei ha un successo presso tutti i pubblici, giovanissimi, non solo i bambini. Beh, sì, no, i bambini spesso hanno paura della parte mostruosa, no? Infatti l'esposizione è divisa in 2 fasi, quella diciamo più gentile, che è più botanica, più i fiori, le piante carine, e poi c'è la parte mostruosa, che in ogni caso sono tutti bellissimi. Però è divertente ascoltare quando chi vede queste foto, chi
tende alle foto mostruose e chi tende alle foto, diciamo, gentili. E già si vede la bellezza, l'attitudine di ognuno. La sua, lei è di dov'è? Milanese? Lei? Allora, io sono nato a Milano per caso, perché direi di sì, perché i miei genitori alle Alpi, Istria persa nella guerra, ecco. Perciò loro erano a Milano, io sono nato a Milano, mio padre era ingegnere, viaggiava per tutto il mondo e siamo finiti in Spagna. In Spagna? In Spagna, quindi infatti io abito in Spagna. È spagnola, diciamo. La mia, scusi? Formazione? Sì, no, io ho fatto il liceo italiano a Madrid, ho frequentato gli ambienti italiani, però è vero che diciamo, la mia comunicazione giornaliera è con gli spagnoli. Ma sì. vediamo queste altre foto che non riguardano la mostra, ma che qui sì, questa, sono un po' più intimiste. Sì, questa è la mia attività più commerciale. Quella che mi permette di vivere della fotografia, che è le foto che faccio per i quotidiani oppure i settimanali o i mensili, no? Prima vedevamo la top model Marta Hunt, che questa per esempio è Isabelle Fontana, che è un'altra top model. Questo è a Cannes, sempre a Cannes, con Chopard, che è una firma molto grossa. E qui pure? Ecco, questa per esempio è la padrona di Chopard, che nella villa a Zurigo. Ho lavorato per tanti anni con loro. Fanno sti gioielli meravigliosi, fanno la palma di Cannes, il premio, lo fanno loro. Ah, lo fanno loro? Sì, lo fanno loro e ho questa relazione con questa gente, però con tanti altri. Che bello, perché lei qui, famiglie reali, imprenditori, sì, star spesso, della moda, dello spettacolo. Sì, famiglia reale, vabbè, la spagnola. Poi negli ultimi anni i principi della Dinamarca, che poi hanno anche usato le nostre foto per fare gli auguri di Natale, il che veramente vuol dire che erano contenti col risultato, i re della Svezia e poi imprenditori, io direi che degli italiani ne ho fatti tanti, Benetton, tutti gli stilisti, praticamente tutti, sempre per le riviste, per i settimanali, no? E poi, non so, anche per esempio Giovanni Rana. Giusto, conosciutissimo. Torniamo Sì. alla mostra che, ripeto, sarà inaugurata venerdì alle 19 a Palazzo Scamacca a Catania. Eccola Sì. qua, la bellezza mostruosa degli alberi. Abbiamo detto, parliamo di bonsai e lei dice, anzi la domanda è perché i bonsai? Perché lei ha una ragione ben precisa, non è soltanto quella di affascinare, incuriosire o intimorire a seconda i più piccoli, c'è un motivo. Beh, il motivo è che io da piccolo a casa mia a Madrid, i miei genitori e io abitavo in un 8° piano, no? E affacciandomi alla finestra vedevo sotto un albero grande, questo non era un bonsai, grande, e vedevo come si trasformava secondo l'epoca dell'anno, no? Inverno era nudo, d'estate con le foglie, e a me sembrava affascinante questa visione, no? Come no? E mi è rimasta proprio dentro, no? Però non ho sviluppato l'idea di voglio fare, però questa foto ce l'avevo sempre attorno. Ho da dire che io ho iniziato a fare le foto con il mio caro amico Pietro Scamacca, perché anche lui a quel periodo abitava in Spagna. In Spagna. Esatto. Bello. E allora eravamo insieme che facevamo queste foto, invece che giocare a calcio facevamo le foto. E ho fatto questa foto che lungo gli anni girava in studio, la trovavo, la ritrovavo e a un certo momento ho pensato che dovevo trovare una soluzione, no? La soluzione degli alberi grandi non era possibile, era troppo complicata e allora sono arrivato ai bonsai. Bonsai, quindi soluzione pratica ma anche stimolo della fantasia, come ha detto lei. Sì, sì, pratica, ma anche il risultato è molto più spettacolare perché il bonsai permette avvicinarsi. È da lì che possiamo trovare dettagli che se fossimo lontani non vedremo. Tanto è che in una di queste foto si vede addirittura un piccolo insetto che abita in questo alberello che io non avevo visto al momento di fotografare. Fantastico. Chissà se andando a vedere questa mostra anche voi non troverete questo insetto. Da venerdì 9 alle 19 a Palazzo Scamacca a Catania. Complimenti per la bellezza mostruosa degli alberi e il nostro ospite che ringraziamo. Grazie, grazie. Allora, c'è una notizia arrivata poco fa e poi passeremo a un altro argomento. Un uomo di nazionalità straniera è stato ucciso la notte scorsa a coltellate a Pachino.
un omicidio notato dai passanti che hanno visto il cadavere di questa persona. Naturalmente hanno chiamato i carabinieri, hanno raccolto le immagini con le telecamere che stanno esaminando alla ricerca naturalmente di altro tipo di immagini purtroppo dolorose e tragiche di quest'uomo ucciso a coltellate in modo ancora misterioso nel Siracusano. E adesso tiriamo un sospiro di sollievo e ci facciamo anche una risatina. Toti e Totino. Scusi, pagina 42. Quarantasei. Scusi.
Grazie. Ecco, abbiamo riso con Insieme Show e adesso parliamo di Messina, che il 14 e 15 settembre sarà la capitale del mondo digitale. Se ne parlerà tra poco a Palazzo Zanca. Sarà annunciato il primo Sud Innovation Summit. Le grandi aziende del Big Tech si ritrovano nella città dello Stretto grazie a Roberto Ruggeri, che è ideatore di questo Sud Innovation, è un imprenditore, e con lui ci sarà il sindaco Basile, ci saranno gli assessori Cicala e Finocchiaro e managing director Ruggeri e Giagnoni. Buongiorno e benvenuto. Allora, che cosa si prepara per questo settembre messinese, capitale dell'innovazione tecnologica? Per 2 giorni Messina diventerà la capitale dell'innovazione. Porteremo 3 tematiche: digital transformation, soft working e cultura e turismo, e le porteremo attraverso momenti di confronto e approfondimento, partendo da esperienze di speaker nazionali e internazionali. Quindi insomma, per 2 giorni proveremo a promuovere il territorio e valorizzare appunto coinvolgendo protagonisti di primo livello, nazionali e internazionali. Vuole tradurre un po' per noi che non siamo addetti ai lavori, concretamente di cosa si tratta? Abbiamo sentito tante cose. Sostanzialmente ci saranno speaker di grandi aziende che racconteranno la loro esperienza in merito a innovazione, casi studio, come ad esempio potrebbe essere NLX, che ha fatto l'hub a Catania per rimanere, diciamo, nel territorio. Racconterà la propria esperienza di come in effetti si possa fare innovazione anche al sud, perché molto spesso quando uno pensa all'innovazione pensa a Milano, pensa a Roma, ma in effetti qui si può fare innovazione al sole. Ecco, questo è molto importante che lei ce lo dica. Per quanto riguarda, parliamo un po' in generale, lei è un esperto di queste cose, ci può illuminare. Non c'è il rischio che ci si divida, non più con la vecchia immagine di una volta, i nativi digitali e i non nativi digitali, ma insomma non c'è il rischio comunque che si, come dire, apra un varco all'interno della popolazione, fra chi è addentro a queste cose, chi conosce bene questi meccanismi, chi sa anche manovrare queste cose, e chi invece ne è un po' fuori. Sì, sicuramente la trasformazione digitale è proprio un tema che è sui tavoli a tutti i livelli, sia europeo che italiano, che anche poi Regione Sicilia. Purtroppo è un'epoca in cui in effetti, specie con l'avvento adesso dell'intelligenza artificiale, se non ci sarà un adattamento, perché poi diciamo che l'uomo è resiliente, riesce ad adattarsi alle varie condizioni e andare avanti, chi non ce la farà purtroppo sarà destinato all'oblio. Mi scuso un po' i termini poetici, però ecco, credo che sia una metafora che prefiguri abbastanza bene. Dovrebbe intervenire la scuola, secondo lei? Dovrebbe avere un ruolo maggiore? Sicuramente sì, perché l'educazione va fatta alla base. Innovazione non vuol dire solo TikTok, Instagram e Facebook, dove per lo più vengono trasmessi dei modelli sbagliati. Innovazione è anche tanto altro, probabilmente un percorso di istruzione anche da questo punto di vista aiuterebbe. Ecco, lei ha accennato alla questione dell'intelligenza artificiale, di cui si fa un gran parlare. Tra l'altro gli stessi creatori o quelli che hanno programmato, diciamo così, un inizio di intelligenza artificiale cominciano ad avere, come dire, i brividi e a dire forse stiamo sbagliando, forse stiamo creando qualcosa che potrebbe addirittura, qualcuno dice, distruggerci. Qual è la sua opinione? Credo che vada maneggiata con molta cura l'intelligenza artificiale, perché in effetti c'è il rischio anche, e purtroppo a causa nostra, che diventi qualcosa di non bello. Mi spiego meglio. L'intelligenza artificiale effettivamente impara
infatti si parla di machine learning, quindi imparano da quello che trovano. Le immagini cosa succederebbe se questa intelligenza artificiale imparasse da tutto ciò che gira su internet? Quindi odio, omofobia, problemi di ogni natura, le guerre, avremmo a che fare con una macchina che porta con sé non tutto il bello dell'umanità, ma tutto il peggio. E sostanzialmente potrebbe essere un problema. Quindi sicuramente va gestita e va regolamentata prima possibile. Va gestita e regolamentata, giustissimo. Grazie e le facciamo tanti complimenti. Roberto Ruggeri, ideatore di Sud Innovation, sarà a Messina il 14 e 15 settembre, c'è ancora tempo, e Messina però diventerà capitale del mondo digitale. Oggi se ne parlerà a Palazzo Zanca con il sindaco e con parte importante dell'amministrazione. Grazie e complimenti a Roberto Ruggeri. Noi rientriamo in studio. E adesso Emanuela, vediamo un po' se c'è qualche altra curiosità sui quotidiani. Un po' di gossip, Michele. Ah, perché no? Dal Corriere della Sera, oggi ecco questa notizia, se la regia ce la fa anche vedere. Paolo, Sonia, coppia al capolinea. Ci separiamo ma restiamo uniti. Se ne è parlato tanto ultimamente, loro inizialmente avevano smentito, però a quanto pare la crisi c'è. Bonolis dice non è stato facile, ero dispiaciuto, e la Bruganelli invece, dice lui, è diventato un amico. Vediamo una foto recente nel taglio alto, poi invece anche in questo tondo il giorno delle nozze. Loro si erano conosciuti nel 97 quando Bonolis conduceva Tira e Molla. Poi nel 2002 si sono sposati, lui era al secondo matrimonio. Sai tutto? Ah, no, no, sto leggendo. Non sono così preparata sulla vita di Bonolis. E poi, dopo aver annunciato al Corriere di vivere in case separate, si erano rincorse appunto voci di crisi, e mesi fa Dagospia aveva annunciato la separazione, però loro l'avevano smentita. Invece ecco. Questa crisi in realtà c'era. Quindi è confermata questa cosa. Però rimangono amici. Sì, ma poi credo che loro abbiano anche tanti interessi, diciamo, lavorativi assieme, quindi anche per questo. E poi invece Harry, il figlio del re Carlo, che torna in Inghilterra e va alla sbarra dei testimoni, però precisiamo, la prima volta di un reale in aula. Il principe, confuso e agitato, è in causa con il quotidiano Mirror. E poi c'è questo racconto dall'udienza. Andiamo a vedere quali sono stati i problemi legali di Harry. Nel 2019 il tabloid avrebbe intercettato il figlio appunto di Carlo. Il caso discusso ieri parte da appunto maggio 2019. Allora Harry denunciò il Daily Mirror, il Sun e anche il News of the World, documentando 9 casi in cui si sapeva intercettato. Nel 2020, diffamato da un tabloid, gli avvocati di Harry hanno fatto causa al Mail on Sunday per aver scritto che la relazione di Harry con la Marina Militare era rovinata dal suo distacco dalla famiglia. E nel 2022 la causa che vede anche Elton John e Liz Harley, un'attrice inglese, assieme a Harry, denunciare ancora l'editore del Mail on Sunday per intercettazioni e furto di documenti privati, tra cui estratti conto e diagnosi. Sono denunce molto gravi. Ricordate che in Inghilterra i tabloid hanno un potere straordinario, sono più forti della televisione probabilmente, perché riescono davvero a colpire, e quando colpiscono anche duro. Allora, adesso invece noi facciamo i ricordi del 7 giugno 1099, c'è stata la prima crociata, pensate, è cominciato l'assedio di Gerusalemme. 7 giugno 1494 Spagna e Portogallo firmano il trattato Tordesillas per spartirsi il nuovo mondo, e così è cominciato l'inizio di tutto quello che poi sarebbe seguita, compresa la schiavitù e la deportazione degli schiavi, eccetera, eccetera. 1640 i contadini catalani entrano armati di falci a Barcellona e uccidono i funzionari del re Filippo IV. Iniziano le sollevazioni per l'autonomia della Catalogna. Pensate quanto è antica questa questione irrisolta, la Catalogna, 1640. 7 giugno del 874 a Palermo viene inaugurato il Teatro Politeama con un classico di Vincenzo Bellini, Capuleti e Montecchi.
7 giugno 1905, la Norvegia si stacca dalla Svezia. 7 giugno 14, il primo vascello attraversa il canale di Panama, pensate. Nel 1929 la città del Vaticano diventa uno Stato sovrano grazie ai patti lateranensi. Nel 7 giugno del 1936 a Militello nasce Pippo Baudo, al quale facciamo tanti auguri e un carissimo saluto. 7 giugno 1945 a Roma nasce l'istrionico Enrico Montesano, arri saluti anche a Montesano. 7 giugno del 52 nell'Irlanda del Nord nasce il protagonista di Schindler's List, Liam Neeson, bravissimo attore. 7 giugno 2006 in Iraq l'esercito americano uccide al-Zarqawi, che è uno dei leader, era rimasto il leader di Al-Qaeda. Allora, invece il 7 giugno del 1917 nell'Ohio nasceva Dino Paolo Martino Crocetti. Sapete chi è? Dean Martin, si chiamava così, Crocetti, Dean Martin, The King of Cool. Eccolo insieme a Jerry Lewis in That's Amore. E con questo vi lasciamo, vi auguriamo buona giornata e ci rivediamo domani. Buongiorno Sicilia.